iniziativa insegna a tutti noi quanto sia importante per la comunità, per il territorio, per la collaborazione fra il pubblico e il privato, fra cittadini, imprese ed associazioni, unite alle amministrazioni locali, che insieme possono contribuire a realizzare piccoli e grandi obiettivi per i veneti. Privati cittadini hanno lavorato con l'amministrazione per regalare ai veneti il simbolo che rappresenta una storia importante e fiera. Chiamerei qui sul palco i rappresentanti dei componenti Identità Veneta, Giampaolo Gentilin, presidente ed ex campione di volley, Giovanni Cerato e Simone Gentilin, entrambi consiglieri di maggioranza, i quali hanno materialmente donato la statua del Leone Marciano che andremo ad inaugurare. Salve, buon pomeriggio e grazie di essere qui numerosi. È una grande emozione questa qua, io mi sento veramente emozionato. Niente, volevo dire solo poche parole, perché non sono un oratore di professione, pertanto. Niente, da qualche anno a questa parte vediamo esposte bandiere marciane in molti luoghi, lungo le strade, appese alle finestre, bene in vista durante le manifestazioni sportive. Si sente parlare di Veneto, di Serenissima Repubblica, si tengono corsi di lingua veneta. Recentemente abbiamo appreso che dall'anno prossimo verrà inserito lo studio della storia del Veneto nelle scuole. Finalmente. Un anno fa i veneti hanno risposto sì al referendum per l'autonomia. I veneti si stanno svegliando. Veneti, svegliemose fuori, svegliemose fuori. La nostra regione non crea debito pubblico, ma produce PIL, prodotto interno. Produce residuo fiscale, soldi che ogni anno mandiamo a Roma. Il Veneto non ha bisogno di Roma, è Roma che ha bisogno del Veneto. E allora veneti, riappropriamoci della nostra vera identità. Tratteniamo sul nostro territorio le nostre risorse e usiamole per i nostri figli, per il loro futuro e per i figli dei nostri figli e anche dei nipoti. Allora, oggi cosa siamo venuti a fare? Qui siamo per inaugurare quella statua, il Leone di San Marco, simbolo della Serenissima Repubblica di Venezia. Badate bene, il Leone di San Marco non è il simbolo di alcun partito politico, ma è il simbolo di tutti noi veneti, senza se e senza ma. Quando passiamo di qui, indichiamo questo leone ai nostri figli, ai nostri nipoti. Parliamo loro della nostra storia millenaria, parliamo loro dei nostri padri, costretti ad emigrare dopo che la Serenissima Repubblica cessò di esistere e passarono dal benessere alla fame. Io mi fermo qui e lascio la parola ad altri. Desidero ringraziare il sindaco Faccio, l'assessore Ramina, tutta l'amministrazione comunale e anche le forze dell'ordine che sono qui vicino a noi. Un grazie di cuore va agli imprenditori trisinesi e a tutti i cittadini che hanno contribuito economicamente per portare a termine questa grande opera.
Grazie, grazie di cuore a tutti voi, sempre generosi e sempre pronti. Ed infine, ma non per ultimi, desidero ringraziare i consiglieri comunali Gentilì Simone e Ceranto Giovanni, qui vicino a me, in arte Janson, per il grande contributo reso in termini di tempo e di impegno personale per il buon esito e riuscita di questa festa. Grazie ragazzi. Un saluto a tutti voi qui presenti, un saluto veneziano. Veneti, partera, Parmar! San Marco! Partera, Parmar! San Marco! Partera, Parmar! San Marco! Grazie e buon proseguimento.